E oggi ho il grande onore e il piacere di avere qui nei nostri studi il maestro Antonio Di Fonzo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qui. Guarda, siamo felici anche noi, anche perché io voglio dire a tutti i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori, chi sei? Tu sei un pianista e compositore pugliese, sei di Castellaneta. Sei non lo so, una stella, una roba pazzesca, perché tu hai una profondità di scrittura, e poi adesso ve lo faremo sentire, perché tra poco sentiremo il brano, l'ultimo brano che oggi ci stai presentando qua. Tu sei di formazione classica e jazz? Sì, la mia formazione è classica e jazz, ma nel tempo ho sentito l'esigenza di trovare un linguaggio personale. Così ho iniziato a comporre utilizzando il pianoforte come strumento narrativo ed espressivo. Che bello! Scrivo musica che nasce dalle emozioni e sono sempre alla ricerca di forme espressive autentiche. Che bello, mamma mia, guarda, tu hai fatto tante cose, no? Nella tua vita, hai suonato tantissimo, hai studiato tantissimo, hai composto delle cose incredibili e sei stato anche un po' in giro, diciamolo. Sì, negli ultimi anni ho composto brani che sono stati pubblicati da etichette discografiche come la Digressione Music, la Stradivarius Music Label di Milano, tra cui Rebirth, che è composto da 11 inediti, il singolo romantico Endless Love e l'album Omaggio a Petrucciani, che è un tributo al grande pianista jazz Michel Petrucciani, il quale ha influenzato molto la mia sensibilità musicale. E voi ho visto che siete diventati amici con il figlio, con Alexandre. Sì, ho avuto l'onore di conoscere suo figlio Alexandre, con il quale è nata una grande amicizia. Infatti è stato mio ospite 2 volte in Puglia e lo scorso novembre sono stato ospite a casa sua a Parigi. Che bello! Questo ha reso il mio omaggio ancora più sentito. Inoltre, questa è una notizia. Questo è uno scoop? Diciamo una di notizia sì. inedita. Però sentiamo. l'anticipo per questa radio stupenda, che è Radio Cittadella. Grazie Antonio. E in fase di realizzazione è un nostro inedito, con me al pianoforte, Alexandre Petrucciani al basso elettrico e suo zio Philippe Petrucciani, fratello di Michel Petrucciani, alla chitarra elettrica. Colgo l'occasione per salutare Alexandre. Ciao Alexandre! Ciao Alexandre! Che bello, mamma mia, che bello, una roba incredibile. Allora tu, lo raccontiamo, hai scritto adesso, è uscito da poco, una roba che quando io l'ho sentita sono rimasta, non lo so, pietrificata, ma nel senso buono, le lacrime, la bellezza, ho sentito una profondità. Io ho detto, dopo averlo ascoltato, questo è un capolavoro, questo brano mi fa bene, mi ha dato una forza, mi ha dato tanta bellezza. Io di questo personalmente ti ringrazio, Antonio, per questo ti ho invitato, perché io vorrei che le persone sentissero questa composizione tua, che è un capolavoro e ha una storia che è pazzesca, perché Silent Sorrow, che è il pezzo che presentiamo oggi, che cos'è per te? Allora, Silent Sorrow è un brano per pianoforte dedicato al mio cocker spaniel Mozart. Ho le lacrime quando parlo tesoro, di Mozart, vero. Con il quale ho condiviso 12 anni stupendi della mia vita. Poi mi ha lasciato improvvisamente e ho voluto trasformare questo sentimento, questo dolore in note, perché a volte è difficile esprimerli con le parole. È vero. È una composizione molto intima in cui il pianoforte racconta una malinconia silenziosa, ma allo stesso tempo anche una ricerca di pace e di serenità. Che bello. Con Silent Sorrow spero che ognuno possa ritrovarsi e vivere qualcosa di personale. Silent Sorrow è disponibile su tutte le piattaforme digitali, pubblicato dalla Stradivarius Music Label con distribuzione Naxos Records. Mamma mia, che bello. Allora noi facciamo così, Antonio, e lo diamo a tutti questo pezzo. Volentieri, lo diamo adesso. Sono molto contento. Grazie per questo dono. Grazie incredibile. a te per la calorosa accoglienza.